I contagi salgono, il virus torna a girare, l'obiettivo rimane quello di convincere le persone a vaccinarsi. E se la Francia questo obiettivo lo ha già raggiunto, 2 milioni di nuovi prenotati all'indomani dell'annuncio del presidente Macron, le politiche anti-Covid in Italia rischiano di arenarsi molto prima. Sul Green Pass, modello francese, la politica è divisa, come le associazioni di categoria. Preoccupazioni condivise anche da Confturismo Veneto. Il problema per il presidente Marco Michielli non è la sostanza ma la forma, le indiscrezioni diffuse senza un piano. Quello che chiedo al governo è espliciti quella che è la strategia che noi stiamo intuendo, non siamo stupidi, stiamo intuendo la monte, la espliciti, la traduca in numeri, la traduca in termini temporali e vedrà che magari col naso un po' arricciato, ma anche i più contrari a questa misura, siccome gli imprenditori sono persone intelligenti, generalmente la accetteranno. Se l'obiettivo è vaccinare il più possibile, serve un piano, un limite temporale, cui gli imprenditori del turismo possono pianificare il loro business. È solo la indiscrezione, la notizia, la possibilità che blocca le persone. Le prenotazioni all'ultimo minuto sono esattamente quello che non ci vuole per il nostro settore, che è un settore molto strutturato e molto organizzato. A farne le spese di queste politiche sbagliate del governo ancora gli imprenditori del turismo, molti costretti a ripartire solo a metà perché ancora alla ricerca di personale. Non si trovano nemmeno le commesse per i negozi stagionali. Chi le parla ha tenuto 10 camere libere che poteva riempire gli ultimi 15 giorni perché mi mancavano 2 o 3 figure in sala a pranzo. Ieri è successo anche a me. Una ragazza che mi telefona, vuole venire a lavorare, allora facciamo tutta la trattativa, ore di colloqui, eccetera, eccetera. Alla fine mi fa, sa, ci ho ripensato perché venendo a lavorare da lei, io lavorerei a questo punto 2 mesi e mezzo, mi conviene restare a casa con reddito di cittadinanza.